Allora, e adesso ritorniamo a parlare di calcio, lo facciamo con il premio Vincenzino del Vecchio legato al ruolo del difensore. Difensore. Sì. Hai le nomination, sei pronta? Sì, Andiamo subito. a svelare le nomination. Abbiamo Sebastiano Falanga, Tiger Brolo, Marco Semprevivo della Leon Fortese e Alfio Chiavaro del Mister Bianco. Eccoli qua, tutte e tre. Eccole qua. Ciao, 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 ciao. Mettetevi frontale così anche il pubblico vi vede. Mettetevi qui al centro, guarda, perfetto. Ok. Abbiamo a premiare il miglior difensore del campionato di eccellenza Delfo Tocco, che è il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori della provincia di Siracusa. Eccolo qua Delfo. Ciao Delfo. Allora, Siracusa è una bella provincia, non possiamo dire di no. Avete dei campi dove bisogna giocare con gli occhiali perché insomma quella terra bianca uccide tutti, però va bene pure. Allenato pure tu. Vabbè, ci ho pure allenato. È una bella realtà, insomma Siracusa ha delle squadre intelligenti, forse manca in questo momento la spinta per... Purtroppo Siracusa città non riesce ad emergere e ci dobbiamo accontentare del noto, purtroppo. Speriamo che in un prossimo futuro le cose migliorano e il Siracusa ritorni nelle categorie che gli compete. Hai perfettamente ragione. Facciamo entrare la busta per il miglior difensore del campionato di eccellenza ed è appunto Mister Tocco a leggere questo nome. Adesso sentiamo, vedremo un po' chi vince. Alfio Chiavaro. Mister Bianco. Allora, consegniamo la targa ad Alfio Chiavaro, eccolo qui, Mister Bianco, mentre per gli altri due rimane il ricordo della partecipazione alle nomination. Parliamo naturalmente di due giocatori importanti che sono Sebastiano Falanga e Marco Semprevivo, che hanno vinto due campionati importanti. Parliamo di Leon Fortese, parliamo di Tiger Brolo e voi insomma dovete adesso fare la partita di ritorno dei playoff fuori casa, ma sicuramente papà vi mette sotto e quindi sicuramente uscirà fuori una bellissima partita in positivo. Valentina. E appunto, come diceva Benetto, adesso una prova importante vi aspetta, diciamo l'ultimo step, possiamo dire, se tutto va bene, per coronare quello che è il sogno di una stagione. Diciamo che dopo questa sarà la finalissima comunque, il penultimo, diciamo che ci siamo qua. Sappiamo di avere una partita comunque importante contro una squadra importante. Marco Semprevivo di questa Leon Fortese che all'ultimo è riuscita a vincere questo difficile campionato con un Alcomo che non ha mollato sino all'ultimo, è stato, anzi era proprio vicinissima ad una probabile vittoria del vostro girone. È stata l'ultima partita e ci ha dato la possibilità di trionfare, tra l'altro pure in casa dell'Alcomo, un'ottima squadra e niente, siamo adesso qui a festeggiare la vittoria del campionato con la speranza di un'altra stagione in positivo. Così, assolutamente. Perfetto, parliamo quindi della Leon Fortese e parliamo con l'altra squadra che comunque anche l'altra insomma si è super comportata bene, una Tiger Brolo che tra la sorpresa anche un po' generale alla fine ha portato a compimento un campionato che all'inizio sembrava difficoltoso, poi c'è stato uno scombussolamento di classifica di punti, non stiamo qui a raccontarli perché è storia vecchia. La Tiger Brolo però poi alla fine sul campo ha meritato di raggiungere l'interregionale. Sì, frutto di tanti sacrifici da parte della società e anche dei giocatori tutti, perché è un qualcosa che questo premio bisogna condividere insieme a tutta la squadra, allo staff e alla società, perché ha lavorato veramente bene. Ecco, ha detto bene, questo premio va condiviso con tutta la squadra, anche se non lo hai materialmente vinto, far parte della nomination è come se fosse effettivamente una bella vittoria. Mi è piaciuto, bravo, bravissimo. Allora salutiamo e ringraziamo naturalmente i tre componenti della categoria difensori. E un grande in bocca al lupo al Mister Bianco, perché diciamo appunto l'ultimo banco di prova prima di insomma arrivare alla finale. Grazie. Grazie. Alfio Chiavaro che vince per la categoria dei difensori. Grazie, grazie ragazzi, in bocca al lupo. In bocca al lupo Alfio.
Allora, consegna la busta perché adesso a te ti dobbiamo consegnare giustamente il ricordo della presenza qui al Penalty Awards 2014. Grazie a Delfo Tocco, presidente dell'AIAC di Siracusa. Grazie, grazie. Allora, abbiamo l'altro premio speciale, prima di leggere le nomination dei centrocampisti. Abbiamo il premio speciale ad un personaggio speciale. Infatti il premio si chiama Premio Speciale TV, perché tutti lo hanno visto, lo hanno insomma apprezzato per la sua originalità, per la sua simpatia, anche per la sua capacità nel raccontare il calcio, perché lui l'ha fatto e l'ha fatto per tantissimi anni. Io invito qui sul palco intanto colui che lo premierà. Parliamo di Achille De Luca, che è il responsabile commerciale di Sesta Rete. Eccolo qua. Quando parliamo con il responsabile commerciale di Sesta Rete dobbiamo stare tutti rigorosamente dritti, seri, non possiamo scherzare, o no? Valentina, fagliela no, tu la domanda perché sennò ad assolutamente. Achille poi rischio di massacrarlo. No, nel senso buono, vai. Achille sicuramente è una new entry dell'ultima stagione di Sesta Rete, come diceva bene Chris Grasso, il nostro direttore responsabile. Siamo ripartiti ad ottobre in quest'opera di ricostruzione. Sicuramente Achille De Luca è uno di quelli che adesso non essere modesto, però vanno riconosciuti i meriti di questa opera appunto di rinascita e di risalita della nostra emittente, grazie al grande lavoro che stai spendendo appunto per la televisione. Il progetto industriale economico della Sesta Rete passa attraverso le professionalità di due eleganti conduttori, di amici degli sportivi, di questi giovani, di queste squadre, di questo calcio che è amato da tutti, e quindi non è tanto merito commerciale quanto merito di chi ci lavora giorni come voi. Quindi il plauso a voi che rendete possibile il nuovo progetto industriale. Quindi ringraziamento della Sesta Rete, dell'azienda, è molto contenta di questo tipo di iniziative, e colgo l'occasione per fare invece un invito ai dirigenti che ci ascoltano, che sono presenti, ai dirigenti che ancora non sono venuti questa sera però assisteranno a questa trasmissione, perché possano incoraggiare quello che è l'attività di voi conduttori e autori di trasmissioni che possono dare risultati di questo genere. Quindi l'idea è quella che i dirigenti dovrebbero stare molto più attenti a quando li andate a trovare, quando li andate ad intervistare, perché avete delle idee importanti. Hai visto? Avete delle idee importanti e l'azienda è molto contenta. Benissimo. Allora, Sì. abbiamo voluto dare te questo compito di premiare il personaggio che adesso andremo a presentare, perché lui è legato in fondo terribilmente anche al mondo della TV. Allora un commerciale come te era giusto che lo premiasse. Premio speciale TV al Penalty Awards 2014 a Mario Vitale. Un giorno il diavolo mi incontra per strada, mi dice vieni che nessuno vede, ho tutto quello che ci vuole per te, saccondì, saccondà, saccondindindindindà, ci pensi un bel po' e lui continua con la voce suadente, avrai vestiti la bellezza, l'accento, e invece adesso c'è la noia per te. Saccondì, saccondà, saccondindindindindà. Perché stai ancora lì a pensare? Io ti voglio regalare quello che fa invidia a me. Con me tu puoi chiedere di tutto e l'inferno non è brutto. Trovo un posto anche per te. Non dire di no, perché il diavolo con me starei bene. Sentivo già venirmi la
mondo così. Sacchendi, saccenda, sacchendi, mandigada. Allenatore, lottologo, personaggio a 360 gradi, commentatore sportivo, fa arrabbiare tutti, ma nello stesso tempo fai anche divertire. Ma te ne sei dimenticato uno, Quale? imbroglione. No, che imbroglione, dai. Sì, sì. Imbroglione no, dai, nel senso mai. buono, nel senso che io ho fatto calcio per tanti anni, ho rivisto qua tanti miei colleghi, molti non ci sono più, qualcuno è ancora vivo. Che devo dire, con qualcuno ho fatto il corso assieme. No, io non sono emozionato, Turi non sono emozionato, proprio io, Non è figurati. emozionato. Difficile fare emozionare Mario Vitale, molto difficile. Lo voglio dedicare a Umberto Deghini, che è il mio mentore, a una mia amica di Palermo, Orsola Bertolone. Allora, a questo punto consegniamo al nostro direttore commerciale la targa che a sua volta passa di mano a Mario Vitale, personaggio TV dell'anno proprio. Eccolo qua. Immortaliamolo anche con una bella fotografia. La foto Fate una foto che deve vuole- essere messa su Facebook, sul Assolutamente, ci profilo saranno le Facebook foto, di stai Mario tranquillo. Vitale. Benissimo, guarda, io sono Ecco sicuro. qui abbiamo due visto? fotografi improvvisati. Quindi che a questo metteranno punto subito- sicuramente hai completato il quadro. Benissimo, grazie Mario. Mario Vitale, personaggio TV dell'anno. Gestire Mario Vitale è sempre un grande problema, però è un grande E non per niente ha vinto il premio personaggio dell'anno, TV, e se no lo infatti. vince lui. Chi lo deve vincere? Benissimo. Allora abbiamo anche per il nostro direttore commerciale la targa di partecipazione al Penalty Awards. Grazie Achille, buon lavoro. Allora, a questo punto parliamo sempre del campionato di eccellenza, lo facciamo con le nomination per quanto riguarda il miglior centrocampista. Siamo pronti per leggerle? Eccole qui, miglior centrocampista di eccellenza. Vanno in nomination Totò Di Peri della Leonfortese, Giuseppe Grasso del Taormina, Giuseppe Truglio della Catania San Pio X. Eccoli qui sul palco. Al centro ragazzi. Salve. Eccoli qui, tutte e tre al centro. Per premiare il miglior centrocampista abbiamo un personaggio importante, perché lo abbiamo un po' in un certo senso annunciato un paio di minuti fa quando è venuto qui sul palco Pandolfo della città di Vittoria. Parliamo di Salvatore Barravecchia, che invitiamo qui sul palco. Presidente, buonasera. Allora, Presidente, lo sanno tutti, lei ha preso la squadra in una situazione drammatica, stava già quasi per non andare a giocare la settimana successiva, l'ha presa, l'ha salvata, ha fatto un campionato straordinario. A questo punto mi sa che lei ha buttato le basi per un progetto 2014-2015, perché sennò lei è proprio folle avere fatto questa cosa soltanto per qualche mese. Buonasera a tutti, grazie, complimenti per la trasmissione. L'unica cosa giusta, l'ultima frase che ha detto, folle. Quindi folle, il progetto non continua, sì. No, penso proprio di no. Che annuncio che ci sta dando? Penso proprio di no. Allora io ti faccio fare l'applauso del pubblico, così ti incoraggia, perché comunque aver sposato il progetto di rilancio per una città come Vittoria credo che sia stata una cosa bella. Sì, lo so, ma io allora il presidente infatti l'ho fatto per forza maggiore, perché io sono nato per fare il direttore sportivo. Infatti il Vittoria l'abbiamo rilevato 4 anni fa col presidente Vindigni. Abbiamo vinto come primo anno la Coppa Italia della categoria eccellenza, poi gli altri anni sono arrivati nei playoff e ogni qualvolta ho ripreso il Vittoria dopo 3-4 mesi perché non potevo fare proprio. Io credo che si dovrebbe prendere qualche bella settimana di riposo e poi magari rivalutare questa cosa. Probabilmente alla fine di ogni stagione è anche fisiologico che ci sia questo momento Questa stanchezza. e si dica basta, non continuo, non ce la faccio, non me la sento, tutte le difficoltà poi improvvisamente uno le sente ancora più pesanti sulle spalle, però poi magari dopo un po'.
Infatti ha detto bene, è Dopo un molto, molto pesante, però ho deciso per ora di riposarmi, almeno fino al 5 di giugno. Fino al 5 giugno, quindi un'altra Ecco, settimana. e allora, Avevi dai. detto bene, Valentina. Allora arriva la busta e sarà il presidente della città di Vittoria a comunicarci il nome del centrocampista che vince il Penalty Awards 2014. Allora, vediamo un po' chi vince. Allora, il miglior centrocampista categoria eccellenza, Totò Di Peri, Leonfortese. Totò Di Peri della Leonfortese. Eccola qui, consegniamo la targa a Totò Di Peri. Eccolo qui, e poi consegniamo le altre due naturalmente agli altri che non hanno vinto, ma essere già in nomination è importante. Giuseppe Grasso e anche Giuseppe Truglio. Allora, la battuta con colui che ha vinto, Di Peri, che ha vinto un campionato con la Leonfortese che è stato straordinario. E sicuramente questa targa è un riconoscimento, ma è la ciliegina sulla torta in questo momento. Sì, è una ciliegina sulla torta che condivido anche con tutti i miei compagni, anche sia Marco meritavano questo premio per me. Ed è molto bello che tu dica questo e merita un applauso anche la vero. grande sportività che poi si evince dalle vostre dichiarazioni, da quello che dite. E credo che a questo Giuseppe punto Grasso possiamo con il Taormina spostarci. il campionato non l'ha vinto, però è stata la sorpresa a tutti gli effetti di una stagione indimenticabile. Poi a maggior ragione no? Non vince il campionato, però poi sei in nomination e quindi a quel punto capisci che, già lo dicevamo prima, è anche più difficile emergere in un contesto in cui magari non arrivi al vertice. Sì, infatti grazie alla società, a tutta la squadra che quest'anno mi ha fatto esprimere al meglio. Bene, e chiudiamo con Giuseppe Truglio che anche lui, insomma, il campionato non l'ha vinto, però la Sampia è arrivata altissima, ha sfiorato la promozione sia nei playoff ma anche e soprattutto con la Coppa Italia, ma credo che sostanzialmente la stagione è con l'indice verso su, perché insomma siete stati sempre positivi. Ha fatto parlare di sé la Sampia infatti. quest'anno. Quest'anno è stata una stagione importante, non abbiamo raggiunto l'obiettivo principale perché l'obiettivo principale era la Serie D, però abbiamo vinto la Coppa Italia che già è una cosa importante per una squadra che è il primo anno in eccellenza. E poi sfiorato appunto la promozione con i turni successivi della Coppa Italia. Va bene, l'importante era esserci questa sera qui al Penalty Awards. Complimenti a Totò Di Peri che lo ha vinto. Grazie ragazzi. Grazie. In bocca al lupo. Bocca al lupo. Mettiamoci un attimo al centro, Presidente, perché anche per lei c'è la targa ricordo per questa sua partecipazione al Penalty Awards, nella speranza che la prossima stagione magari, vabbè, la solita battuta, sperando che nella prossima stagione il prossimo Presidente del Città di Vittoria possa portare in alto la società e qualche elemento da premiare al Penalty Awards, così siamo tutti tranquilli. Lo spero. Consegniamo la targa allora, grazie. Salvatore Barravecchia, che è il presidente della città di Vittoria. Grazie. Grazie Presidente. Tocca a te Valentina. Dopo aver visto le nomination dei centrocampisti di eccellenza è arrivato il momento di conoscere il miglior attaccante del campionato di eccellenza e anche qui è stata una dura battaglia perché chi fa i gol poi alla fine insomma deve poi anche cercare di vincere i premi, però i gol sono tanti per tutti quelli che fanno parte della nomination, quindi è stata veramente difficilissima la scelta, però poi alla fine si è optato per il nome che tra poco andremo a sentire e chiamiamo in nomination i tre ragazzi che chi sarà concorrono. assegnato il premio Stefano Borgonovo. Allora ecco le tre nomination: Tindaro Calabrese della Tiger Brolo, Giuseppe Carbonaro del Siracusa e Andrea Gambino dell'Alcamo. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. E allora, ragazzi, la domanda anche per voi è d'obbligo, come abbiamo fatto con i vostri colleghi, il ruolo dell'attaccante, ma come tutti i ruoli ovviamente che ci sono nel calcio è difficile perché dovete mettere questa palla dentro e
semplice, ripetiamo sempre le stesse cose, però quando ci si riesce l'emozione è grande. Allora, a coronamento, diciamo, di una stagione personale sicuramente, questa nomination arriva importante a chi dedichiamo i gol che hai fatto e poi anche il fatto di essere qui, perché comunque in genere all'attaccante si chiede sempre ma questo gol a chi lo dedichi? Senza dubbio i miei gol sono dedicati tutti alla squadra, all'Alcamo, alla dirigenza che mi ha dato la possibilità di fare meglio quest'anno e senza dubbio dedico tutto a loro. Però la domanda cattiva arriva. Sapevo. 11 metri. 11 metri, perché voi dovete pensare una cosa incredibile, aveva la palla per poter far vincere la partita contro la Leonfortese, calcio di rigore, ecco, come è vissuto quel momento dopo? Eri a 11 metri da una vittoria, l'Alcomo veramente con quella vittoria avrebbe scavalcato la possibilità di giocarsi i playoff e quindi vincere automaticamente il campionato. Guarda, venivo da 15 gol fatti prima, ho preso quella palla con la responsabilità che prenderei anche Era adesso. pesante quella palla, eh? Sì, ma la responsabilità l'ho presa con la consapevolezza che potevo anche sbagliare. Ho preso la traversa, potevo andare in Serie D, c'è grosso rammarico, ma questo mi aiuterà a crescere in futuro. Bene. Sai che i calci di rigore non li sbaglia solo chi non li batte, e ti dico che statisticamente è più portato a sbagliare un calcio di rigore un attaccante di spessore, ma sai quanti calci di rigore hanno sbagliato giocatori importanti? È inutile poi stare lì a dire ma ricordiamo calci di rigore importanti, Baggio e perdiamo un mondiale. Cristiano Ronaldo ha anche sbagliato qualche calcio di rigore importante, quindi voglio dire, significa che sei importante. Grazie. Allora, gli altri due li sentiamo dopo, perché adesso facciamo entrare subito la busta per quanto riguarda la vittoria come miglior attaccante nel campionato di eccellenza stagione 2013-2014. Il sostituto Renato Marletta legge il nome. Chi vince? E non è facile perché sono tutti e tre bravissimi, avrebbero sicuramente meritato l'ex equo, però lo spirito del premio non c'è un vincitore simbolico, ma c'è una vittoria collettiva grazie alla tua regia e alla modesta collaborazione dell'AEC. Vince Tindaro Calabrese. Tindaro Calabrese. Consegniamo a Tindaro Calabrese. Tra l'altro volevo ricordare, a proposito di Calabrese, che Carbonaro, che credo che sia stato l'attaccante che ha fatto parlare di sé per le note vicende della Cireale, da qualche mese è un nostro collega AEC, per cui a lui auguriamo una buona carriera da allenatore, ma ancora secondo me ha tanto da dare a calcio e fare gol. Grazie a Renato Marletta. Ovviamente sono onorato di questa premiazione, di essere alla nomination, quindi mi fa piacere, ringrazio quelli che mi hanno nominato. E sicuramente a questo punto una battuta deve fare anche chi ha vinto questo premio, a chi lo dedichiamo e a chi dedichiamo tutti i gol della stagione. Sicuramente li dedico, come ha detto prima Andrea, a tutti i miei compagni di squadra, allo staff e alla società che mi ha aiutato a raggiungere questo obiettivo. Tindaro Calabrese che vince la categoria degli attaccanti. In bocca al lupo Giuseppe. Grazie Tindaro. E salutiamo anche Andrea. Il prossimo volta di gol non si sbaglia. Grazie. Dicevo questo, sono sincera nelle mie parole, perché io un calcio di rigore, se fossi un calciatore, non lo batterei mai. Comunque, È vero. per fortuna non sono un calciatore. Va bene, allora, adesso è il momento di dare un premio di riconoscimento importante ed invito qui sul palco, perché è giusto che lo inviti in maniera ufficiale, non in quel caso come mi hai chiesto tu, un caro amico José Sorbello dell'Ajax di Catania. José, vai, ecco. Scusa, va. Lui non è una riserva, lui è un nome importante del calcio dilettantistico e non solo dilettantistico. José, allora, io ti devo fare una domanda da sempre, ma mi spieghi perché non alleni più? Perché questa è una domanda che secondo me te l'avranno fatta in tanti. Perché non alleni più? Io vorrei allenare, non mi chiamano. Sì, non ci crediamo. No, voglio dire, non alleno più probabilmente perché questo calcio dà una
decina d'anni a questa parte, forse non mi appartiene più, forse i valori con i quali sono cresciuto e ho fatto questo mestiere, perché per 8 anni sono stato con i professionisti, con l'amico Ciro Femiano, e adesso le cose sono profondamente cambiate e probabilmente non mi sono adattato. È vero. Allora, siccome hai detto delle cose bellissime, tu adesso rimani qui perché io passo subito alla categoria successiva, che è quella del miglior allenatore di eccellenza. Quindi avrai questo compito di premiare effettivamente, insomma, quelli che si sono particolarmente distinti in questa stagione. Allora, se Valentina è pronta, li vuoi leggere tu? Sono 3 nomi importanti del calcio dilettantistico e non solo, che andiamo subito a presentare per la Palma quale miglior allenatore del campionato di eccellenza 2013-2014. Premio Andrea Stinfield, abbiamo le 3 nomination: Santino Bellinvia della Tiger Brolo, Gaetano Mirto della Leonfortese e Saro Decento del Taormina. Visto che bel parterre, Ecco qui c'è Saro. Abbiamo Santino, ciao Santino. Ciao Saro. Gaetano, eccolo qui. Ciao Gaetano, complimenti a tutte e 3, perché 2 l'hanno vinto il campionato, 1 è stato la sorpresa, ecco spiegato questa quasi inaspettata nomination, perché sono arrivati tantissimi voti nei tuoi confronti, caro Saro, quindi è una bella soddisfazione non avere vinto il campionato, ma comunque rimanere presente con una presenza all'interno del Penalty Awards. È vero, in quanto mi ha chiamato e mi è sembrato strano, però visto e considerato realmente il gruppo che ho allenato, ragazzi eccezionali, sono felice, ma principalmente per loro. Per loro, vista la modestia dell'allenatore, complimenti. Santino Bellinvia, vincitore del campionato con la Tiger Brolo, ha disputato credo una bellissima stagione, anche lui all'inizio forse non credeva di avere questa grande forza in questa grande squadra, o sbaglio Santino? Sì, buonasera a tutti. Sicuramente non eravamo partiti con l'obiettivo di vincere il campionato, perché davanti a noi c'erano corazzate importanti come Siracusa, San Pio. Siamo stati bravi a fare di vittorie consecutive e da là è iniziata la nostra vera stagione. È vero. Probabilmente poi il segreto è anche quello di non avere quella pressione iniziale, quindi iniziare con quella spensieratezza, tra virgolette, e poi se i risultati arrivano, come si dice, l'appetito viene mangiando, un po' così è stato. Sì, in effetti è stato così, poi il giorno di ritorno abbiamo fatto 9 vittorie consecutive e quindi abbiamo consolidato realmente il nostro primato. Invece Gaetano Mirto, come tutti ben sanno, ha vissuto una stagione, anche più di una stagione col Castiglione, si è rimesso in gioco con un'altra grande bella realtà che è la Leonfortese, supportato da una squadra costruita alla grande, ma la mano di Mirto si vede e come se si vede. Sicuramente abbiamo fatto un bel campionato, squadra costruita alla grande, non so da dove l'avete presa, però vabbè, va bene okay. Così. I giocatori che c'erano non erano giocatori così, erano dei giocatori importanti, tu li hai saputi amalgamare ed è venuta fuori anche una squadra di qualità. Ma veramente giocatori della Leonfortese, di giocatori grandi non ce n'erano, l'unico che ha fatto le categorie era Torcivia, che ha fatto con noi 8 partite in tutto. Per grandi intendono qualità, comunque, non soltanto di età. Comunque, l'importante però alla fine avete raggiunto questa interregionale e per Leonforte è un fiore all'occhiello, voglio dire, no? Sicuramente per Leonforte e per tutta la provincia di Enna sicuramente una poc'anzi parlavamo che ad Enna, insomma, capoluogo di provincia, manca la squadra, allora adesso magari tutti quelli di Enna si catapulteranno a Leonforte per insomma sentirsi un po' ennesi a 360 gradi. Ma sicuramente è una situazione importante, speriamo che il territorio venga a vederci. Tra l'altro, così per chiudere, poi passiamo alla busta, Gaetano adesso fa parte di questo corso per diventare allenatore professionista di seconda categoria, stai vivendo la realtà di Coverciano, certo adesso si aprono scenari importanti per te che vuoi vivere di calcio. No, io non voglio vivere di calcio, a me piace il calcio, sono un dilettante, mi diverto a fare calcio. E gli scenari importanti sicuramente non sono per me, che ho tanti anni già
Non ci credo, non No, ci no, credo. ma è così, è la pura realtà. Mi diverto a fare calcio e lo farò sempre con passione, con piacere, ma senza idee alte per la testa. Vabbè, E poi se arrivano, se arrivano. arrivano. Allora, facciamo entrare la busta a questo punto quale miglior allenatore del campionato di eccellenza. Sarà José Sorbello a leggere il nome. È stata, come ha detto bene poc'anzi Renato, una scelta difficilissima, però alla fine uno ha vinto. Chi ha vinto? Santino Bellinvia, Tiger Brolo. Consegniamo a Santino Bellinvia la targa vittoriosa della nomination al Penalty Awards, ne consegniamo una a Saro De Cento e ne consegniamo una anche naturalmente a Gaetano Mirto della Leonfortese. È finita la stagione, adesso bisogna riposarsi, quindi bisogna ripensare poi alla prossima, ma facciamo passare qualche settimana. La battuta finale la facciamo col Santino. E allora, a chi dedichiamo questo premio? Al mio staff e soprattutto ai giocatori. L'ho sempre detto in tutte le mie interviste, senza di loro, senza i giocatori non si va da nessuna parte. È vero, ok. Grazie. Grazie, complimenti per la stagione e buon lavoro per la prossima. Grazie. Grazie Santino. Grazie Saro, ciao, a presto. Allora, adesso congediamo, siamo quasi in chiusura, congediamo José, però anche per lui abbiamo la targa di partecipazione al Penalty Awards, in ricordo della sua presenza in questa giornata qui ad Aci Trezza. Grazie José. Abbiamo chiuso perché adesso c'è l'ultimo premio, forse anche quello più ambito, no? Perché il dirigente di eccellenza è un ruolo importantissimo. È un ruolo di peso, Un ruolo di peso. spessore e sicuramente vincere questo riconoscimento, anche ancora una volta il premio Pietro Brucato, è sicuramente coronamento del lavoro che viene profuso e che c'è dietro le quinte, perché loro lavorano sempre a 360 gradi ma fuori dal campo. È vero. Allora invito qui sul palco colui che premierà il miglior dirigente di eccellenza 2013-2014. Parliamo di Roberto Bellomo, consigliere nazionale e presidente dell'AIAC di Caltanissetta. Allora Roberto, tocca a te chiudere, tra poco chiamiamo comunque anche Renato, tocca a te chiudere il ruolo del dirigente che tu quest'anno tra l'altro stai vivendo a Leonforte, lo hai vissuto alla grande, hai vinto pure il campionato, avete costruito una bella squadra comunque, che dir se ne voglia, adesso si prepara la prossima stagione, la battuta è: che Leonfortese sarà la prossima stagione? Ma innanzitutto una buona serata a tutti. Ma sarà penso una buona squadra con i limiti economici e di programmazione, perché adesso la Sicilia è ridotta un po' male. Ci saranno solo 6 squadre, speriamo 7 o anche 8 nel girone. Quindi diciamo che le risorse forse saranno più sul traghetto e su autobus e alberghi che sulla squadra, però ahimè bisogna anche partecipare. Speriamo nell'aiuto della provincia di Enna e dei tifosi che verranno al campo a seguire la partita. Va bene. Allora, chiamiamo chi è in nomination? Sì, allora le tre nomination: Antonio Magistro, Tiger Brolo. Direttore sportivo, non è presidente ma è un dirigente, eccolo qua che ci raggiunge, Antonio. Nuccio Buono, Leonfortese. Ed è il presidente della Leonfortese, ma ci siamo sentiti telefonicamente proprio prima dell'inizio della manifestazione, è rimasto bloccato, ringrazia della nomination, ma sappiamo che c'è un sostituto che può eventualmente... Gaetano Mirto? Oh, perfetto, Gaetano, siamo costretti a rappresentare la Leonfortese, devi ritornare qua Gaetano, dai, vieni, grazie, gentilissimo. E poi abbiamo... Il terzo, Giovanni Grasso, Alcamo. Il presidente dell'Alcamo, eccolo qua. Presidente, buonasera. Abbiamo ricoinvolto di nuovo Gaetano Mirto. Ho visto che è un tipo molto restio, cioè molto particolare. Lo stiamo catapultando ogni volta. Perdonaci Gaetano. Allora, la battuta prima della consegna dei premi la facciamo intanto con il presidente dell'Alcamo, che comunque è andata
è stato un successo perché avete avuto dei ragazzi in nomination, lei in nomination, la stagione si è fermata solamente a 11 metri, positiva, che ne dice? Beh, penso per quelli che sono stati i propositi dell'Alcamo che si è scritto all'ultimo secondo, è stato fatto un lavoro eccezionale, abbiamo sfiorato la promozione in Serie D e quindi c'è stato, come si suol dire, una situazione che è andata crescendo domenica dopo domenica. Peccato. Va bene, però non ce avete, l'abbiamo avete fatta. già la base per la prossima stagione, Presidente. Sicuramente sì, voglio ringraziare il direttore sportivo Pietro Zanghi che è anche presente. La battuta la facciamo anche con Antonio Magistro, Tiger Brolo, direttore sportivo, a nome del presidente Tripi che comunque anima questa società. Credo che avete veramente fatto un lavoro immane, soprattutto in quella zona del Messinese. Beh sì, questa nomination è da dedicare alla società, soprattutto ai due presidenti, che oltre a Tripi c'è anche il vicepresidente Tonino Gatto, che sono due realtà imprenditoriali che in un momento come questo hanno dato molto e daranno ancora molto per Brolo, che è un piccolo paese che si trova nel professionismo e nella categoria più alta dei dilettanti, che per noi è spropositata per quello che è il paese. Vero, è vero. Della Leonfortese abbiamo parlato ampiamente a questo punto, facciamo entrare la busta e possiamo conoscere subito il nome della nomination vincente, della nomination. Roberto, allora mi metto da questa parte, attenzione, allora, chi vince? Allora, vediamo. Vince Giovanni Grasso, Alcamo. Giovanni Grasso dell'Alcamo, miglior presidente della stagione 2013-2014, consegniamola personalmente, consegniamo anche le altre due targhe ad Antonio Magistro e in questo caso a Nuccio Buono, ma la consegniamo al mister della Leonfortese. E la battuta a questo punto non se l'aspettava, ha vinto pure il premio, meglio appunto. di così non poteva andare. Ci consoliamo con questo, sono lusingato, complimenti per la trasmissione e per averci invitato. Grazie anche a lei, al Grazie, presidente grazie dell'Alcamo. Presidente. Poi essere presidente di una società è sempre difficile, perché è chiaro che se le cose vanno bene, va bene, ma se le cose vanno male, di chi è la colpa? Sono i Del primi a presidente. pagare. Della società. Comunque Alcamo è un vecchio blasone, si conosce abbastanza bene, è una realtà difficile anche di questi periodi, però abbiamo fatto qualcosa di straordinario, speriamo di continuare. Benissimo, E grazie. ce l'auguriamo, ce Giovanni l'auguriamo. Grasso, il presidente dell'Alcamo, che salutiamo e ringraziamo. Salutiamo anche naturalmente Antonio Magistro, DS. Complimenti Presidente. Grazie. Non scappare. Allora, non scappare Roberto. Io invito qui sul palco Renato, cortesemente, perché ti abbiamo voluto regalare questa parte finale. E adesso possiamo anche levarci dalle mani la scaletta, perché così siamo più liberi, abbiamo accontentato tutti. Consegniamo una targa ricordo naturalmente a Roberto Bellomo ed una a Renato Marletta, eccole qui, le nostre due penaltine. Allora Roberto Bellomo, stai ferma lì, poi Giulia, e sta ferma qui anche Federica, perché voi avete visto anche queste due splendide ragazze che oggi hanno fatto le vallette, ma lo hanno fatto in maniera fantastica per tutta la stagione, perché sono state quelle che con la loro voce, perché loro parlano, non consegnano soltanto dei premi, hanno accompagnato la stagione 2013-2014. Una battuta la facciamo anche con loro, perché loro parlano. Il Federica, minimo. è stata un'esperienza, credo che neanche tu potevi immaginare, così simpatica. Sì, è stata una bella esperienza, devo dire. Grazie a te, Ettore, per averci coinvolto in questa cosa molto simpatica. Che poi abbiamo scoperto che è anche intenditrice di calcio, mentre invece Giulia forse di calcio poco. Di calcio, magari mi intendo di ballo, un po' di altro. Comunque è stata un'esperienza bellissima, accompagnata dalla bellissima Federica, e anche grazie a te e a tutti ovviamente. Perfetto, grazie. Allora, mentre ci sono, ricordo anche la redazione di Penalty, ovvero Carmelo Puglisi, Alessio Patti e Francesco Rametta, che sono stati presenti per tutte queste 25 puntate di Penalty. Ringraziamo naturalmente anche l'editore. Ringraziamo a questo punto Renato Marletto, a cui io devo dare il microfono, così sei libero di dire tutto quello che vuoi, e poi salutiamo io e Valentina. Io ringrazio tutti quelli che hanno collaborato a questa splendida serata e volevo ribadire l'appuntamento per il 31 giugno a Fiumefreddo, che ci sarà 30 giugno, che ci sarà l'Oscar dell'allenatore come di consueto, per cui appuntamento per i
i tecnici che saranno premiati, i giornalisti e altri. Ribadisco l'appuntamento per sabato prossimo a Rosolini, c'è il corso d'aggiornamento diretto dal Presidente Tocco. Dovevamo avere domani sera un appuntamento AIAC con Roberto De Bellis, purtroppo a malincuore il Calcio Catania non ha dato l'ok per quanto riguarda questa serata. Ribadisco, per quanto riguarda i giovani atleti da seguire, ci sarà il torneo Etna Sud che sarà riproposto a Ragalna, Belpasso e Mascalucia, inizia domani pomeriggio. Naturalmente tutti i calcioferi sono invitati a presenziare. Ribadisco un grazie a Ettore Dottorici perché è l'unico momento di calcio dilettanti che si vive. Grazie Ettore. Applauso davvero ad Ettore, che è la mente e l'anima di questa trasmissione. Grazie. Allora, consegniamo la targa a Renato, l'abbiamo consegnata a Roberto, vi ringraziamo, grazie, gentilissimi. Potete lasciare il palco perché adesso dobbiamo salutare io e Valentina. Grazie Roberto. Vieni Valentina, vieni. Allora, noi ci congediamo, io ti ringrazio Valentina perché sei stata brillante. Lo so che raccontare questo calcio dilettantistico è stato sempre un problema per chi non lo ha vissuto a 360 gradi, però sei stata bravissima. Quindi mi scuso se No, assolutamente, sei stata veramente fantastica. Volevo ringraziare anche tutta la squadra tecnica di Sestarete, Ciccio D'Agata nonché Angelo Pantolfo, e voglio ringraziare su tutti anche due figure importanti all'interno dell'organizzazione di questo premio, ovvero il nostro Salvo Campo e la nostra segretaria di produzione Gina Aloisio, che sono lì, che salutiamo, grazie per quello che hanno fatto dietro le quinte. Grazie Valentina. Grazie Ettore, grazie anche a chi ci sta seguendo a casa. Certo, in questo su Sestarete. Su Sestarete, e diamo appuntamento alla prossima stagione di penalty e di rossazzurri. Di rossazzurri. Grazie a tutti, arrivederci e buona estate. Grazie. Buona estate. Sento sul viso il tuo respiro, cara come sei tu, dolce sempre di più, per quello che mi dai io ti ringrazierei, ma poi non so parlare. È più vicino profumo, stringiti forte a me, non chiederti perché, la sera scende già, l'azzurro impazzirò, in fondo agli occhi tuoi bruciano i miei, un amore così grande. Intorno a noi un silenzio breve, poi la bocca tua si accende.